Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Oggi venerdì 23 febbraio. Granchi vivi ed altre specie ittiche nascoste nei bagagli. Provenienza la Cina. Sono stati scoperti dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri di Malpensa nell'ambito dei controlli doganali. Il servizio è di Luca Spriano, le immagini della Guardia di Finanza. Granchi vivi ed altre specie ittiche aliene nascosti nei bagagli, provenienza Cina. Li hanno sequestrati i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del gruppo Malpensa nell'ambito dei controlli doganali svolti nell'aeroporto varesino. Il sospetto che alcuni passeggeri in arrivo dalla Cina non trasportassero lo stretto indispensabile per una vacanza in Italia è nato nel momento in cui gli stessi sono giunti ai controlli con una quantità di bagagli decisamente fuori dalla portata del singolo. Sono stati scoperti così quintali di pesci stoccati in borse frigo all'interno di comuni bagagli privi di certificazione sanitaria. Tra essi oltre 150 kg di granchi vivi sopravvissuti ad un viaggio di 10 ore. Si tratta di specie esotiche invasive in grado col loro proliferare di danneggiare, degradare o distruggere un ecosistema. I granchi sono stati sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca e soppressi previa consultazione dell'autorità sanitaria che ha eseguito gli accertamenti sulla specie animale. Per i passeggeri scatterà il pagamento di una sanzione. È stata dimessa ieri dall'ospedale di Circolo di Varese Sara Campiglio, la professoressa dell'ENAIP di Varese, aggredita a coltellate alla schiena da uno studente di 17 anni la mattina dello scorso 5 febbraio. Ecco il servizio con le immagini di Agenzia Blitz. È stata dimessa ieri dall'ospedale di Circolo di Varese Sara Campiglio, la professoressa dell'ENAIP, accoltellata da uno studente di 17 anni la mattina del 5 febbraio. La notizia è stata confermata dal direttore di ENAIP Lombardia, Giovanni Colombo. È tornata a casa e dal punto di vista fisico sta decisamente meglio, ha detto. Quello che le è successo ha lasciato inevitabilmente strascichi psicologici. L'eventuale ritorno a scuola dell'insegnante è stato definito da Colombo decisamente prematuro. Il ragazzo, arrestato con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato, si trova recluso nell'istituto minorile Beccaria di Milano. Campo dei Fiori coperto dalla neve questa mattina e nei prossimi giorni lo spettacolo si potrebbe ripetere. Ci racconta tutto Marco Croci, le immagini sono di Agenzia Blitz. Dopo le temperature primaverili delle ultime settimane, la neve torna a farsi vedere in provincia di Varese. Nella notte il Campo dei Fiori è stato imbiancato da una leggera spolverata che a quote più basse, già a Sacromonte, si era però trasformata in acqua. Comunque non è finita qui. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, le precipitazioni continueranno anche domani, con possibilità di nevicate fino a 1000 metri e domenica anche a quote più basse. Insomma, non è escluso che questa volta i fiocchi possano arrivare fino a Sacromonte. La pioggia e la neve di questi giorni rappresentano un vero toccasana per le falde acquifere e anche per la qualità dell'aria, dopo i livelli di inquinanti registrati negli ultimi giorni. E sempre questa mattina a Busto Arsizio, il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, nell'ambito della rassegna Filosofarti, ha parlato della possibile rinascita dei detenuti. Sentiamolo al microfono di Laura Defendi. Si riesce a dialogare anche con i ragazzi e fare grande prevenzione. Il problema della rieducazione dei detenuti e del loro reinserimento nella società a pieno titolo è un argomento che va condiviso con tutti e anche con chi cresce, con chi si forma, con chi è pronto ad entrare nella società. Quindi oggi è un'occasione per far conoscere ai ragazzi il tema e soprattutto per consentire loro un approccio olistico, direi, di sistema, perché tutti facciamo parte della nostra Repubblica Italiana, ognuno deve avere una sua funzione sociale, compresi i detenuti quando escono dal carcere. Alle Ville Ponti di Varese invece si è parlato di incentivi europei per migliorare la competitività delle nostre imprese. L'assessore regionale Alessandro Fermi ne ha parlato al microfono di Emanuela Spagna. Le immagini sono sempre di Agenzia Blitz. La provincia di Varese conta su 2 università importanti. Lei è assessore alla ricerca, la possibilità di avere dei finanziamenti in questo senso che importanza riveste?
Beh, innanzitutto ha due università importanti che io ringrazio, nel senso che sono sostenitore della Lombardia dei territori, insomma, per cui Milano ha la sua importanza, la sua centralità, ma trovare realtà universitarie come quelle che avete in provincia di Varese, sia la LIUC che l'Insubria, che hanno scelto di investire sul territorio, è qualcosa che va innanzitutto ringraziato, e dopodiché la scommessa è stata vinta. Sono due università particolarmente importanti che offrono una formazione di alto livello. Io ovviamente ho già iniziato un tour, sono già stato peraltro alla LIUC qualche settimana fa, andrò a breve anche all'Insubria, e l'obiettivo è quello di dare una mano a queste università, soprattutto a quelle che hanno un forte radicamento col territorio come queste due. Sto anche predisponendo una misura che prenderà i soldi relativi al FESR che andiamo a programmare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, proprio destinata proprio all'università rispetto al tema della ricerca, dell'ammodernamento tecnologico, del rinnovamento dei laboratori. È una misura innovativa che vuole premiare proprio quelle università che hanno anche scelto, come dire, di investire sul territorio delle varie province della nostra regione. E domani mattina in edicola su Prealpina troverete uno spazio di 4 pagine dedicato proprio alle edicole che resistono. Scopriamo il loro segreto in questo video. Per i 30 anni ogni giorno viene fuori tutta la differenza del mondo, perlomeno. Sicuramente più di poco. Inizialmente noi sorgiamo come edicola, questa è un'edicola storica, poi i servizi sul territorio, noi offriamo anche la possibilità di pagare bollette del telefono, ricaricare i cellulari, acquistare gift card per i contenuti. Poi io le dico, io sono qua alle 5 perché devo essere pronto quando lui esce, perché non ci sono solo i quotidiani alle 5. E infine un servizio stranissimo che si pensava perso, quello dell'arrotino. E sempre a proposito del nostro quotidiano che troverete in edicola domani mattina, Paolo Grosso ce ne anticipa ora alcuni contenuti. Sì, grazie Marco, e vediamo le notizie sul giornale di domani. Partono proprio domani da Saronno le celebrazioni per commemorare i 100 anni dell'omicidio di Giacomo Matteotti. Il ricco programma coinvolgerà poi tutta la provincia di Varese. In edicola, sempre domani sulla Prealpina, anche una preziosa guida di 16 pagine con tutto quello che c'è da sapere sulla gestione dei condomini. Infine, come sempre, è ampio lo spazio dedicato allo sport del weekend. C'è la pallacanestro, la pallavolo e ci sono i mastini dell'hockey che domani sera sfideranno il Caldaro nell'ultima gara del Master Round. Nel calcio, invece, in Serie D, sempre domani, il big match a Venegono Superiore tra Varesina e Arconatese, mentre il Varese anticipa in Liguria a Sarzana contro la Fezzanese. Ora lo sport. Ieri sera a Brunello, grande festa per i 95 anni della Binda. Il servizio è di Andrea Anzani, le immagini di Agenzia Blitz. La società ciclistica Alfredo Binda ha compiuto 95 anni e alla Elmec di Brunello si sono dati appuntamento istituzioni politiche e federali e tanti amici del ciclismo per festeggiare l'importante compleanno. A fare gli onori di casa il presidente Renzo Oldani, che ha anche fatto il punto sull'attività e sui numerosi impegni che attendono la società nel corso del 2024. A volte si va via tranquilli, a volte si soffre, a volte si vince, a volte si perde. Questa è la vita e noi abbiamo questo spirito sportivo. E quindi grazie a tutti a voi di essere qui. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it tornerà come sempre domani sera alle 19. Buona serata!